Sentire la nostra presenza, un bel applauso per le ragazze della nostra squadra, l'ITMA Nuova Pallacanestro Treviso, con il numero 0 Maddalena Polo, con il numero 2 Emma Franceschini, con il numero 3 capitano Benedetta Bocchetti, con il numero 4 Fabiana Prete, con il numero 7 Alessia Donofri, con il numero 8 Alessandra Azzani, con il numero 9 Gianila Camara, con il numero 10 Matilde Barone, con il numero 11 Aminata Camara, con il numero 12 Elena Casetta, con il numero 14 Elena Maria Spontra, capo allenatore il signor Mario Alberto Conte. La squadra arbitrale designata a dirigere l'incontro di oggi è composta da, in campo, primo arbitro Simone Gurrera di Vigevano, secondo arbitro Mirko Di Franco di Bergamo. Al tavolo, al cronometro, il signor Luca Pasini, ai 24 secondi la signora Giulia Lavagnini, l'addetto al referto è il Marcello Pennino. Buona partita e buon divertimento. Ed ora tutti in piedi per l'inno nazionale italiano.
Bentrovati e bentornati qui al Pala Pascale di Treviso per il campionato di Serie A2 femminile ed è quest'oggi in campo la formazione di casa, e cioè la IVMA NPT Treviso Basket, che affronterà l'Alpo Verona. È una sfida ancora da alta e bassa classifica, perché l'Alpo si trova al secondo posto in classifica a 4 punti dalla capolista Matelica, mentre la Martina Treviso, oppure se preferite la IVMA Treviso, si trova all'ultimo posto in classifica. Alcune problematiche naturalmente anche nelle scorse settimane hanno contribuito a far sì che la squadra non andasse in trasferta in Sicilia, e quindi oggi si ritrova dopo un paio di settimane, insomma, di riposo, diciamo così, ritorna in campo con qualche problema ancora per quanto riguarda il roster e per quanto riguarda la formazione da schierare. E in effetti la formazione mandata in campo da Mario Conte è la seguente: Bocchetti con il numero 3, con il numero 8 Azzani, con il numero 10 Baron, con il 11 Camara Aminata, con il 12 Casetta. Queste sono le 5 giocatrici che appunto avranno anche poche rotazioni da fare, perché la panchina è ridotta veramente al lumicino. Rientrata mi pare Prete, però ancora non nel quintetto base, non ancora a posto, e quindi Prete parte dalla panchina. Per quanto riguarda la formazione dell'Alpo, così schierata, con il quintetto formato da Peresson, Parmesani, Rainis, Soglia e Gregori. Il coach è Nicola Soave. Sta per iniziare la gara, quindi questa partita, con gli arbitri che sono Simone Guerrera di Vigevano, Mirko Di Franco di Bergamo, all'addetto al cronometro Luca Pasini, e addetto ai 24 Giulia Lavagnini, addetto al referto elettronico Marcello Pennino. Si è subito lavorato sul tabellone della Pala Pascale, perché non funzionava, e quindi si è ricorsi attenzione, forse c'era già un primo fallo non fischiato dall'arbitro, e subito, come abbiamo visto anche una quindicina di giorni fa, subito partenza a razzo da parte della formazione ospite, con i primi 4 punti, 2 punti già segnati, e quindi andiamo a vedere quella che sarà la partita che andrà a condurre, andrà a fare la formazione appunto di Conte, con il tiro in entrata di Bocchetti che non finisce nel cesto, e adesso questo rimbalzo dello stesso Bocchetti che riesce a riconquistare il pallone e a riportarlo dalla parte opposta del campo, con Bocchetti ancora alla manovra. Cerca di entrare, fa tutto lei, perché oramai è la capitana di questa squadra e ha preso un po' per mano la squadra con tutto quello che ne concerne. Naturalmente gira molto bene invece per quanto riguarda questi primi scambi di gioco il pallone, la formazione di Verona, con il punteggio che è fermo ancora sul 2-0 per Verona. Perde palla Bocchetti nel tentativo di andarsene e liberarsi della sua marcatrice, la numero 21 Rainis Carlotta, che va a segnare il quarto punto per la formazione di Verona. Può giocare ancora con Bocchetti, e poi che chiede l'appoggio di Casetta con il numero 12. C'è il fallo fischiato proprio su Casetta, e allora vediamo che va dalla lunetta Casetta. Con il numero 12 è Elena Maria Casetta, in classe 2007. Ecco il tiro che va a incocciare il ferro, nulla di fatto, e quindi nulla si muove sul tabellone. 4-2, 4-3 adesso, quindi situazione che ancora si mantiene in controllo per quanto riguarda la formazione di casa. Bocchetti che prova la sua specialità e mette dentro il tiro da 3. Replica immediata dalla parte opposta. Adesso si arrabbia un pochino
il tecnico ospite, forse c'era una spallata, c'è il fallo e c'è il canestro per la numero 10 di casa Ivma Baron dalla lunetta, mette dentro il tiro aggiuntivo, porta in vantaggio 8-6 la formazione, 9-6 anzi la formazione di casa. Era da un po' che non vedevamo davanti la compagine di Conte, però viene subito avvicinata ancora 9-8 per quanto riguarda l'Alpo Verona, che non ha difficoltà ad andare al tiro e ad andare a trovare i migliori dialoghi. Ancora Bocchetti che si mette in proprio, palla che non tocca nemmeno il ferro, si meraviglia anche lei, ma lei è specialista dei tiri da tre e in questo caso ha sbagliato uno dei tiri facilissimi, appunto, che le era capitato tra le mani. Ancora la manovra veloce della Alpo che va a segno con la sua numero 21, ancora Carlotta Rainis. Può ripartire Casetta dalla parte opposta cercando naturalmente l'aiuto di Bocchetti che arriva dappertutto, poi si mette in proprio, prova ancora un tiro da tre per cercare di rimanere agganciati. Corrono questi dell'Alpo ed è in effetti una bella manovra con il punto ancora numero 12, 9-12 per quanto riguarda la formazione dell'Alpo. C'è il fallo e allora vediamo che cosa succede adesso che va in lunetta sul punteggio di 12-9 per Alpo Verona. Mette dentro il primo Rainis, mette dentro il primo tiro libero ed il secondo pure, quindi Rainis porta la sua squadra a 14 punti, 14-9. C'è un po' di confusione con il tabellone, però insomma qualcosa riusciamo anche a leggere e a comprendere. Va al tiro, ancora un passaggio sotto canestro, non riesce a conquistare il pallone Serena Soglia, che chiede scusa alla sua compagna. C'era il tentativo di guadagnare proprio sotto la plancia il pallone, non c'è riuscito e allora viene in avanti ancora Casetta per quanto riguarda la formazione di casa, con Bocchetti che prova a manovrare, ancora Bocchetti che vuole mettersi in proprio e va a trovare il fallo. Pare che sia già il secondo su Bocchetti. Rimessa in gioco con la formazione trevigiana e con Azzani che prova a manovrare su Bocchetti che si libera della sua avversaria. Baron che cercava di metterla dentro da sotto, non c'è riuscito, palla che ritorna in avanti, ancora velocissima l'azione di Verona, molto molto bella, e con il punteggio che vola sul 16-9 ci sarà il primo cambio poi per quanto riguarda la formazione ospite. Il tiro da tre che meritava ben altra fortuna da parte della solita Bocchetti, che poi subisce l'1-2 in attacco velocissimo e quindi si alza dalla panchina anche Mario Conte. Probabilmente cercherà di fermare questo momento oppure avrà qualcosa da dire, anche se da dire c'è molto poco. Ancora nuovamente il tiro di Bocchetti, è un passaggio a Bocchetti che va al tiro da tre e c'è il time out richiesto da Mario Conte per bloccare un po' questa emorragia. 18-9, quindi subito 9 punti di vantaggio per la formazione dell'Alpo Verona, che ha subito fatto e ha messo in chiaro le cose su come devono essere e come devono andare. Purtroppo, come vi dicevo, la situazione in casa Treviso è quella che tutti sappiamo, insomma, con numerose defezioni. Se ne sono andate le straniere, poi si è rinunciato a giocare e ad andare in Sicilia
domenica scorsa e quindi si giocheranno partite interne ci si augura naturalmente di chiudere al più presto questa stagione per poi poter ricominciare una stagione diversa il prossimo anno, la prossima stagione appunto. 20-9 il parziale, mi pareva che si erano dimenticati qualcosa, infatti 20-9 è il punteggio per il momento, il primo quarto che si sta giocando, 5 minuti e 0-1, rientrano in campo le due squadre. C'è stato il cambio per Verona. Può manovrare Bocchetti con l'aiuto di Baron. Ancora Baron che passa la metà campo, cede palla a Bocchetti che gira tutto dalla parte opposta. Era buona l'idea, però aveva capita anche la giocatrice numero 32 Alice Gregory, che è andata a deviare la palla in fallo e quindi può giocarla ancora. Casetta si mette in proprio e va al tiro. È un buon tiro e va a portare, è un tiro da 3, quindi porta a 12 la formazione trevigiana, ma ne velocità ancora da parte dell'Alpo Verona che va a ribattere con il suo capitano Rosignoli. Tiro da 3 anche in questo caso, 23-12 per la formazione dell'Alpo Verona, 4 minuti e 21 da giocare, non si accorge nessuno di questo pallone. Baron, poi vedete come la situazione sia quella che è in queste settimane, in queste ultime settimane di agonia di questo campionato, che tutti vogliono naturalmente al più presto terminare e ricominciare poi un'altra stagione in maniera diversa, magari scendendo appunto di categoria come succederà. Palla che viene gettata da Baron verso il canestro, ma palla che non entra, e allora in velocità colpiscono ancora le veronesi. Non c'è problema, 27-12, 3 minuti e 45 da giocare con Bocchetti che prova a ricucire ancora, ma è sempre più difficile, insomma, anche perché ha poche compagne a cui affidare il tentativo. Ci prova Casetta che non si è fatta grandi problemi, insomma è andata subito a trovare il tiro da 3 e ha trovato subito il tiro senza problemi. 29-12, ancora altri punti importanti per Verona, con Bocchetti, Casetta che va al tiro e mette dentro un altro tiro da 3, sono 15 i punti di Treviso, poi replica da una parte all'altra, il coast to coast porta sempre 2 punti importanti in casa Verona, questa volta timbrati dal numero 24 Serena Soglia. Ancora Bocchetti che prova a dare un'occhiata alle sue, Camata con Camarà prova a manovrare, stava per entrare questo pallone, nulla di fatto, e allora dalla parte opposta riparte in contropiede, via. C'è il cambio per quanto riguarda Treviso, 2 ragazze, 2 giovani del vivaio sulla sedia del cambio, e quindi entreranno a dar manforte alle giocatrici, perché sono 5 e ci sono 0 o pochissimi cambi da poter effettuare. Baron che va al tiro, non tocca il ferro, quindi si riprende con questo tentativo da parte dell'Alpo Verona, che rallenta per un attimo, poi accelera improvvisamente, cerca di andare all'entrata vincente. C'è il fallo commesso dal numero 8 Azzani e quindi concede al numero 11 di Verona, a Peresson, di andare dalla lunetta, mentre viene effettuato il duplice cambio per quanto riguarda Treviso, che manda sul campo l'altra Camarà e poi la numero 0, mi pare, sì, è la numero 0 Maddalena Polo. Secondo tiro dalla lunetta per Verona, che mette dentro il canestro, e allora può ripartire. C'è un cambio però proprio per la stessa Peresson che va in panchina,
viene sostituita dalla sua compagna Camarà ancora, che prova a manovrare con l'ausilio e l'aiuto di Bocchetti, che prova a ritrovarsi ancora, subisce il fallo e allora vediamo, andrà in lunetta, no, non è fallo da tiri liberi e quindi si riprende a giocare con Baron per Bocchetti ancora, Baron per Bocchetti che prova ad entrare, Camarà va da 3, ma la palla è per l'altra Camarà che non riesce però a conquistarla, e allora partono a velocità nella parte opposta il Verona, che perde palla, poi c'era il fallo, forse gli arbitri lasciano correre, si gioca ancora con questa palla che viene conquistata prima da Verona e poi dalla giocatrice di Varon di casa, che poi si vede il pallone sbattere sulle ginocchia e palla che termina fuori, quindi pallone per Verona che prova ancora a manovrare da 3 il tiro, non salta nessuno in mezzo all'area, va Bocchetti a riprendersi il pallone e guadagna naturalmente anche la rimessa da fondo campo. 1 minuto e 20 da giocare qui alla Pala Pascale di Treviso, dove si gioca per la A2 femminile, situazione che vede già da tempo oramai nelle bassissime zone della classifica la formazione appunto di casa, che è ormai candidata ad una retrocessione. Palla lunga, non si butta Bocchetti e fa bene, non è inutile nemmeno poi rischiare su questi palloni, cerca di andarsene, va adesso a conquistare il pallone sotto canestro. Una cinquantina di secondi al termine del primo quarto sul risultato di 34-15 per quanto riguarda l'Alpo Verona, che manda in lunetta la capitana Rosignoli. Sbaglia il primo tiro libero Rosignoli, vediamo il secondo. Mette dentro il secondo e porta le sue a 35 punti, 35 contro 15 mi pare, se leggo bene dal monitor in questo caso. Palla che viene perduta da Verona, un po' di confusione anche da parte di Verona adesso su questo tentativo di ripartenza. C'è Bocchetti che voleva provare a ripartire lei, poi invece arriva a dare una mano a Zani per Bocchetti. In effetti dalla panchina tutte gridano di non fare fallo su Bocchetti, che ha già portato a 2 o a 3 appunto le sue avversarie nel tentativo appunto di arginare le percussioni e le proiezioni in avanti da parte di Bocchetti. Ancora eccola qui Bocchetti che può provarci ma non trova spazio, poi Baron che prova a liberarsi, ritorna sotto mano che non va dentro e quindi nulla di fatto. Ancora una quindicina di secondi che stanno velocemente terminando in questo primo quarto e allora inizia il conto alla rovescia da parte della panchina di Verona per andare al tiro. Vediamo se riusciranno da 3, no, sceglie di entrare e trova i 2 punti facili per mettere dentro il 37 a 15 per quanto riguarda il primo quarto, con chiaramente il vantaggio dell'Alpo Verona.
Si ritorna in campo per il secondo quarto da giocare qui alla Pala Pascale di Treviso, dove si affrontano nel match che vale per quanto riguarda appunto il campionato di Serie A2. Si affrontano la formazione di casa, la IVMA Treviso Basket, contro l'Alpo Verona. Rimessa in gioco a favore della compagine di casa, che può ripartire adesso per trovare lo spazio con Baron. Baron che si ferma, dietro è uno schema che viene chiamato per la numero 8 Azzani, poi ancora su Bocchetti che la si porta al tiro da 3, non se la sente questa volta Bocchetti, prova a mettersi in proprio tutta da sola e va a timbrare altri 2 punti per il suo bottino personale. 37-17, 20 punti di vantaggio, non riesce a segnare per l'ottima difesa di Camarà, con Bocchetti che prova a manovrare ancora. Bocchetti con palla tra le mani per Camarà servire, c'è il fallo su Baron che porta la compagine trevigiana alla rimessa dal fondo campo. Si sta allacciando le scarpine la giocatrice di casa Camarà. De Polo per Bocchetti, fallo ancora su di lei. Fallo ancora su Bocchetti e vediamo il secondo fallo della giocatrice incaricata di marcare appunto Bocchetti. Prova a manovrare ancora, Baron la tiene, Bocchetti fuori che chiamava palla, non la vede, allora sceglie l'entrata, c'era forse il fallo e forse il tentativo di bloccare questa giocatrice. Gli arbitri non sono di questo avviso, palla che termina soltanto sul fondo, quindi si può giocare con una rimessa per riprendere la gara, ed è il secondo quarto dopo che il primo è terminato 37-15. Ancora in avanti l'Alpo Verona con, attenzione, cade pesantemente a terra la giovane Camera, che per contrastare appunto la giocatrice di Verona, che chiaramente ha qualche centimetro in più e anche un po' magari di esperienza in più, ha battuto un po' la testa Camarà, però mi pare tutto bene. Bocchetti per Baron, sono le due di Treviso che giocano, sono rimaste solo due, buco in mezzo per Bocchetti che però non riesce a trasformare questa sua entrata in 2 punti, e poi ancora il tentativo di andare dal tiro da 3, ci riesce adesso, palla però che viene sputata fuori dal ferro e allora il pallone viene toccato per l'ultima volta da parte di Reschiglian, Gaia Reschiglian, palla che termina in fallo e quindi può giocarla Bocchetti con il tentativo di andare sull'anticipo su Camera, però la palla termina fuori e quindi sarà la stessa giovane trevigiana a pescare Bocchetti. Ancora il tiro da 3 di Bocchetti che non è fortunata, palla che non va dentro, riparte dalla parte opposta a tutta velocità con il tentativo da 2 riuscito della numero 4 Rita Di Maria, che mette dentro altri 2 punti importanti per il quintetto veronese. Baron che controlla, poi decide di mettersi in proprio, entra, non trova la misura giusta per mettere a canestro e allora può ripartire velocissimamente la formazione del Verona con il pallone ancora girato e manovrato dal quintetto veronese. Canara che tiene il pallone, poi Casetta che va dalla parte opposta, Casetta lo lascia andare perché l'ha toccato il numero 4 Rita Di Maria, c'è un cambio per entrambi i quintetti, fuori la numero 7 di Verona, fuori Rosignoli la capitana. E allora vediamo
Adesso la ripresa del gioco affidata a Camera. Baron, Bocchetti, 1-2 con Baron ancora, il tentativo questa volta è buono da 3, porta la formazione di casa sul 20° punto, va a saltare sopra Bocchetti, poi sbaglia incredibilmente da sotto, ancora a complicarsi un pochino la vita, tiene palla Bocchetti che prova a buttarsi tutta dalla parte opposta. Bocchetti ancora, Azzani e Bocchetti che lavorano per trovare la possibilità di andare al tiro e permettere a Baron di andare al tiro, palla però sbagliata, e allora dalla parte opposta ci prova, c'è il fallo della Trevigiana che blocca l'entrata della Veronese, e quindi c'è in lunetta la numero 15 Elisa Furlani per cercare di trasformare i tiri liberi sul 39-20 per Verona. Sbaglia il primo tiro libero, 6 minuti e 44 da giocare, tempo fermo naturalmente, sbaglia anche il secondo, forse c'era un po' una spinta fuori, palla che invece viene trascinata fuori dalla stessa camera e quindi nulla di fatto, partita che riprenderà con la rimessa in gioco da parte delle veronesi. Trova in qualche maniera sotto, si libera poi in mezzo a due, un peccato, sfortunata perché palla non entra, e allora Casetta e Bocchetti che manovrano per portare in avanti il pallone. Baron prova a trovare Bocchetti, c'è un altro fallo di Di Maria, vediamo il numero di falli di Di Maria, dovrebbe essere il secondo se non erro, vediamo, è il primo per De Maria. Si riprende a giocare, un fallo di piede da parte di una giocatrice di Verona, a terra invece la numero 8 di casa Azzani, nulla di grave per fortuna, quindi si continua a giocare, si riprenderà a giocare con questa rimessa dal fondo su Baron anticipata, gliela portano via, ma la palla fortunatamente è ancora per le maglie bianche di Treviso. Bocchetti cerca di girarsi, vuole entrare, trova spazio, passi fischiati a Bocchetti che poi si scusa con il suo coach. È chiaro che c'è la voglia di fare, di concludere, di provarci da sempre, insomma è quella che è una giocatrice su cui Treviso insomma si è appoggiato per questo finale di stagione turbolento, veramente un maledetto finale di stagione, e quindi adesso c'è il primo fallo anche sul numero 19 Giulia Mancini che va dalla lunetta. Non mette dentro il primo tiro libero, vediamo il secondo, mette dentro il secondo e quindi un punto, 40-20, 20 punti di distacco per la formazione. Errore di gioventù di Camera che perde il pallone e concede all'attacco di Verona di andare facilmente a canestro. Bocchetti che riporta palla dalla parte opposta, ancora Bocchetti che si gira, pallone che va a pescare Camera che allora decide di mettersi da sola, è sfortunata e nulla da fare con Casetta che invece ne approfitta per mettere dentro 2 punti importanti, 22-42, però il contropiede poi è devastante e quindi si riparte facilmente con il time out richiesto ancora dalla formazione di casa sul 42-22 qui al Pala Pascale nel secondo quarto di questa partita di gara a 2.
5:22 da giocare quando le squadre rientrano in campo dopo questo time out chiamato da Conte, coach di Treviso, che ne approfitta anche per far riposare le sue ragazze, perché pochi sono i cambi che può effettuare, che può fare, quindi anche parlarne per un minuto insomma costringe a fermare il gioco e costringe naturalmente a riposare un po', che ben venga insomma. Bocchetti prova a ripartire ancora molto bene, Baron che la tiene, Baron che si gira poi ancora per Bocchetti che guarda la posizione delle sue, però c'è poco da guardare in questo caso, allora si mette in proprio da sola, non è fortunata decisamente nelle entrate questa sera Bocchetti, e allora va invece dalla parte opposta a mettere in cesto altri due punti, 46-22, mentre è pronta ad entrare in campo un'altra giocatrice di casa Irma, entra Alessia Donofrio, altra giovane del vivaio, classe 2008. Bocchetti, tiene Bocchetti, prova a ripartire, porta palla dalla parte opposta del campo. Casetta che si allontana, poi voleva rivederla, eccola, provare ad andare al tiro, perde palla e non ritorna più nessuno. Il contropiede ancora di Verona porta altri 2 punti a casa Verona, 46-22, con Bocchetti pronta a riprendere palla e ad andare al tiro da 3, la mette dentro altri 3 punti importanti per il suo personale bottino, 25 punti per la compagine di casa, 48 per Verona, più 2 fa 50, se la matematica non è un'opinione. E allora Bocchetti che comincia ad essere leggermente provata, però non molla mai. Bocchetti ancora per la numero 8 Azzani che vuole entrare, viene sgambettata in questo caso da una giocatrice di Verona. Cambio intanto, rotazione per quanto riguarda Reschiglian che lascia il campo tra gli applausi del pubblico veronese qui al Pala Pascale. 2 tiri liberi per la numero 8 Azzani, Alessandra Azzani, primo tiro libero nel silenzio più totale che viene realizzato, 26esimo punto, e ancora Azzani mette dentro anche il secondo punto. Vedo che Prete ancora non è in grado proprio di giocare perché non è scesa ancora in campo, ha la maglia della tuta addosso e quindi probabilmente è arrivata in panchina e basta per far numero, ma non per poter giocare, almeno così sembra, vedremo poi. È buona la marcatura, è buona la difesa per Camera con questo pallone che prova ad essere girato sotto canestro, e ha trovato anche il 2 punti la numero 9, la numero 19 Mancini. Corre dalla parte opposta, perde palla Baron e allora contropiede ancora. Altri 2 punti facili, 54-27, 3 minuti e 2 da giocare, 3 minuti adesso che Bocchetti che deve liberarsi con forza, con un tentativo di forzare appunto sulla numero 12 che sta giocando piuttosto in marcatura aggressiva, Francesca Parmesani su Bocchetti. Chiaramente hanno capito che il gioco parte tutto da qui, parte tutto da Bocchetti, il gioco che si può e che può far sviluppare la giocatrice di Treviso. Va ancora al tiro da 3, questa volta sbagliato nettamente, 2 minuti e 22 da giocare, ci si avvia verso la fine di questo secondo quarto, fallo della stessa Bocchetti ed è il primo per lei mi pare, il terzo.
Un colpo per Bocchetti che ha qualche difficoltà a riprendersi. Può giocare ancora Verona con questa palla manovrata all'altezza della linea dei 3 punti, va ancora a trovare una giocatrice, poi Ferro che sputa fuori il tiro, ne approfitta Bocchetti che piano piano si sta toccando il costato, ha preso una botta in precedenza, ecco, per farla completa ci mancherebbe solo un blocco anche per Bocchetti. Casetta che entra, tira da una posizione assurda, perché poi c'è il numero 12 di Verona che mette dentro altri 2 punti, Parmesani, e Bocchetti che piano piano porta ancora palla con sé per cercare di andare a tirare. Il passaggio poi su Baron sotto canestro non trova sviluppi, ma c'è il fallo da parte del numero 4, mi pare secondo fallo, e allora va Baron in lunetta, esce la numero 4 Di Maria per tornare in campo con Alice Gregori. Baron al tiro, è buono il primo tiro libero. Vediamo il secondo, mette dentro anche il secondo. 29-58 se leggo bene dal tabellone che hanno dovuto aggiungere a quello che non funziona qui al Pala Pascale. Porta palla Bocchetti, 1 minuto e 9, 1 minuto e 7 alla conclusione. Bocchetti con palla in mano, la fa girare su Baron per Bocchetti ancora, Bocchetti che prova a mettersi in proprio, decide di andare dentro e non trova, viene entrata e proprio i 2 punti questa sera non vogliono venire per Bocchetti, conquista palla Baron, c'è il fallo di una giocatrice di Verona e quindi un cambio, ancora un'altra giovane gettata nella mischia, fuori il numero 7 Donofrio, dentro il numero 14 Elena Maria Sponchia, classe 2008. È chiaro che Treviso ha pescato e pesca dal vivaio, chiaramente dopo questa stagione che si sta concludendo, e si spera si chiuda al più presto, naturalmente, per ricominciare a pensare alla prossima stagione in un'altra maniera. Piano piano ancora dalla parte opposta porta la palla Peresson, Antonia Peresson, classe 95, una delle espertissime non solo della squadra ma dell'intero campionato di A2, ce la ricordiamo anche qui a Treviso. Poi può giocare ancora Baron che tiene palla, la cede a Camarà, in qualche maniera riesce a riprenderla, poi Bocchetti che arriva a dar sostegno, Bocchetti che decide se mettersi in proprio oppure andare al tiro da 3, la marca Peresson, poi palla che viene buttata dentro e persa, e poi c'è il tentativo ancora su Peresson, facile, troppo facile per lei, mette dentro gli altri 2 punti e quindi 60-31 per quanto riguarda il secondo quarto qui alla Pala Pascale di Treviso, quindi ci fermiamo per l'intervallo lungo.
Ed eccoci pronti per il terzo quarto della gara che vede di fronte qui al Pala Pascale di Treviso la formazione di casa, ovvero la IVMA Treviso Basket, che affronta la seconda della classe, la seconda in campionato, ovvero l'Alpo Verona. 4 punti di distacco dalla capolista, che è la squadra di Matelica. 4 punti che rimarranno tali anche dopo queste partite, anche perché Matelica affronta la formazione di Belcofin Vicenza, che si trova al quartultimo posto in classifica, quindi pensiamo che in casa Matelica non abbia difficoltà a confermarsi, e quindi 4 punti dovrebbero rimanere il divario di distanza tra le due formazioni. Questa seconda della classe che abbiamo visto questa sera qui al Pala Pascale. Tutto è pronto per ridare il via alla partita, alla gara che ancora racconta ben poco delle possibilità appunto delle trevigiane di poter raccogliere punti e di raccogliere ancora soddisfazioni. 62-31 inizia il terzo quarto, con palla per la numero 11 Peresson, che manovra con la sua compagna Gregory. Poi il tiro da lunghissima distanza, palla che non termina in canestro, e quindi si riprende con Bocchetti che riporta avanti le sue con Baron. Bocchetti che decide di mettersi in proprio, entra dentro decisamente in entrata questa sera, no, serata storta per lei, e quindi c'è qualche difficoltà nel raggranellare qualche punticino in più. Palla che viene dentro per Peresson, che poi libera molto bene Serena Soglia, che da sotto non ha difficoltà a mettere a canestro il punto numero 64 per l'Alpo Verona. Ancora Bocchetti a manovrare. Baron al tiro, che va a trovare 3 punti importanti, 33-64. 64 chiaramente per l'Alpo Verona, 33 per Treviso in questa partita di campionato di Serie A2. Fa girare palla la formazione di Verona con Peresson al tiro da 3 che viene sbagliato, e allora sotto la plancia lavora bene Soglia, che mette dentro altri 2 punti, 66-33, esattamente la metà. Bocchetti che prova a partire di slancio, poi viene fermata. Ancora marcamento a 2 con fallo, con il fallo di Casetta, che ha guardato l'arbitro come a chiedere fallo mio, e l'arbitro con il segno di testa, insomma, ha confermato il fischio che aveva fatto. Peresson per dare dentro ancora, scarica il pallone fuori, e c'è il 69esimo punto per la formazione di Verona, con Bocchetti che passa la linea di metà campo, la scaglia per Baron, ancora Bocchetti cade a terra Peresson, poi al tiro da 3 fuori, Baron non la mette dentro, e allora può ripartire ancora la formazione dell'Alpo Verona a carico, ancora fuori da 3 con questo tiro a palombella che termina veramente all'interno del cesto. 72-33, altri 3 punti trovati per Verona. 72-33, come vi dicevo, prova a far girare un pochino più di velocità, per quanto possa essere possibile, la formazione trevigiana, che è sfortunata su questo tiro da 3 di Azzani, quindi si riparte dalla parte opposta ancora con la velocità di Verona, che poi va a concedere ancora a Gregori la possibilità di andare da sola senza grossi problemi al tiro da 3, e quindi altri 3 punti per 76-33 con 6 minuti e 57 da giocare qui alla Pala Pascale di Treviso. Casetta sfortunata, palla che viene sputata fuori dal cesto, e dalla parte opposta invece palla che va dentro,
la diversità è questa, insomma, no? Ma anche la capacità e soprattutto la qualità poi delle giocatrici che insomma può schierare questa seconda della classe del campionato di Serie A2 femminile. Riprende ancora la formazione di Verona che va al tiro da tre. Adesso è un massacro, diciamo così, perché 6 minuti e 16 da giocare, 80-33. Baron ancora tiene palla, poi si decide di buttarsi dentro, è buono il tiro e sono buoni anche questi 2 punti. Va al Lunetta, quindi ha giocato molto bene questa palla Baron e quindi per lei c'è la possibilità di aumentare anche il suo bottino oltre che quello della squadra. Nel silenzio glaciale e tombale qui del Pala Pascale va al tiro trasformato, il tiro aggiuntivo per Baron, con 36 punti la compagine trevigiana, 80 sono quelli di Alpoverona che non mette dentro altri 2 punti. Ci pensa lei ancora, Soglia, che da sotto mette dentro questo pallone. Baron la tiene nonostante stesse per perderla, poi al tiro Bocchetti sta forzando un po' in tutte le maniere il tiro da 3 Bocchetti, poi invece dalla parte opposta la capitana Rosignoli mette dentro questo pallone per altri punti importanti. E allora adesso Soave, il coach di Verona, manda sul campo 3 giocatrici, nulla di fatto per Bocchetti, non riesce a mettere dentro in entrata, palla sta patendo. Bocchetti veramente ha dato tutto, sta dando tutto in ogni partita. È chiaro che debba rifiatare, debba riposare, palla che viene conquistata, poi buttata via un po' dalla disperazione, un po' dalla difficoltà di liberarsi della sua avversaria. Sta faticando più del dovuto, più del solito Bocchetti. C'è il time out richiesto ancora da Treviso. Si ritorna in campo, o quantomeno c'è l'intendimento di ritornare in campo da parte del primo arbitro. 2 quintetti in campo con palla per Verona, che ha cambiato gran parte del quintetto in questo frangente del terzo quarto. La velocità è di un altro pianeta sicuramente per quanto riguarda questa squadra, se lo può permettere, visto la seconda posizione di classifica, se lo può permettere anche per quanto riguarda chi ha di fronte, insomma, perché Treviso più di questo non può dare. Bocchetti, Baron, va dentro da sola, brava Baron, vediamo se è andata a beccarsi il fallo. Sì, ed è il primo fallo per il numero 32 mi pare, quindi nessun problema per lei. Baron dalla lunetta sul 36 per Treviso, nel silenzio totalissimo. 37 per Treviso, parla solo la panchina di Verona. 38 per Treviso, a 87 è il punteggio di Verona.
È sicuramente un buon allenamento questo per le veronesi. Fallo. Baron blocca fallosamente la sua avversaria. Primo fallo per Baron, comunque nessun problema. E allora va al tiro la numero 19 Giulia Mancini, entrata in questo terzo quarto. Mancini, secondo tiro libero, mette dentro il secondo tiro libero, porta a 88 il bottino di Verona. Baron perde palla, Baron si riporta subito nella metà campo avversaria. Bocchetti che sta cercando di respirare, in effetti l'hanno tirata un po' fuori dalla mischia dal tentativo di portare su palla sempre lei, poi viene bloccata, si ferma, palla che non riesce a conquistare Camarà, e allora tutto dalla parte opposta, ancora troppo sola, senza nessun problema, non mette le mani e non si muove per evitare di far fallo Bocchetti. 90-38 con Baron che manovra. 3 minuti e 09 da giocare qui al Pala Pascale. Terzo quarto con Camarà che viene parzialmente toccato il pallone sul tiro da 3. Niente da fare, tutto dalla parte opposta in velocità, tiro da 3 ancora che mette dentro. Buona la risposta subito di Verona. Il numero 15 di Verona, appunto, Furlani. Cambio nelle fila di Treviso, fuori Azzani, dentro un'altra giovane del vivaio per Mario Conte, che dà naturalmente la possibilità di fare esperienza un po' a tutti a questo punto. Bocchetti si ferma, Bocchetti controlla, trova Camarà che si mette in proprio, sbagliato il tiro. Poi c'è il fallo, no, fortunatamente l'arbitro l'ha lasciato andare. Bocchetti ancora, 95-38. Finalmente ritorna a segnare Bocchetti, 41, tiro da 3. Ci si avvicina alla quota 100 punti per quanto riguarda Verona, 97. E Verona che farà impazzire il nostro tecnico al punteggio. 97-43, non raccoglie palla che termina fuori, lanciato lungo, ci si ferma per un cambio, esce la numero 32 di casa Verona, Gregori fuori. Ancora Bocchetti che viene in avanti, manovra, Bocchetti si ferma, controlla le sue, buona, ed è ancora Baron che va a pescarsi un altro fallo e andrà terzo fallo mentre c'è il cambio per Treviso che rigetta nella mischia Casetta, che non ha fatto male, insomma giovanissima, quindi ancora palla che non va dentro. Si gioca ancora. Baron da 3 e questa volta lo trova. È andato a cercarselo questo tiro da 3 perché aveva provato a entrare, poi si è fermata, è andata nuovamente sulla linea da 3 e ha pescato il jolly. 46esimo punto per Treviso, palla ancora conquistata da parte di Verona con il pallone che non arriva, si fa anticipare in difesa Camarà e quindi nulla di fatto, palla che viene posta al
Cesto 99-46. Vediamo se tocchiamo quota 100 in questo terzo quarto di gioco qui al Pala Pascale, con Baron per Bocchetti che va da 3 ma è corta, sputa fuori il ferro. Una trentina di secondi da giocare, con Bocchetti che prova a respirare un attimino, va in panchina per lasciare spazio alla sua compagna in questi ultimi secondi finali. Vediamo, conquista palla molto bene, mamma mia, conquista palla bene la numero 8 Azzani, però poi rifila un siluro altissimo alla sua compagna dalla parte opposta, palla che termina in fallo e quindi si riprende a giocare con palla tra le mani. È già superato la metà campo, però anche Verona non chiude, non ci dà il 100° punto. Vediamo che cosa succede adesso con la ripartenza affidata a Baron per quanto riguarda la compagine di casa. Baron che passa adesso la metà campo, Baron ancora che la tiene, poi decide di mettersi in proprio, c'è il fallo del numero 15 Furlani che blocca l'azione appunto e può portare alla manovra. Ancora attenzione, Baron la lascia lì, si fermano tutte e due ed eccolo qui il 101-46. Quindi tocchiamo quota 100, tocca Verona quota 100 qui al Pala Pascale senza problemi, va al tiro da lunghissima distanza, quasi la metteva anche dentro, e allora il terzo quarto finisce 101-46 per naturalmente Verona. Eccoci pronti per il quarto e definitivo e conclusivo quarto per questa partita, che vede davanti chiaramente come da copione 101-46 la formazione di Verona. Bocchetti subisce fallo in rimonta da parte della sua avversaria Rita Di Maria, con Bocchetti che rimette in gioco per Baron che gli riceve subito il pallone. Ancora Bocchetti che prova a manovrare, prova ad entrare, non trova nessuno su cui appoggiare il pallone tranne Baron, che poi sbaglia il tiro da 3 anche un pochino sfortunata, quindi nulla di fatto. Può ripartire dalla parte opposta la compagine ospite, che viene a manovrare in velocità portando al tiro da 3 ed è buono. Ancora un'altra buona giocata, un'altra buona girata di palla per quanto riguarda la formazione di Verona, con coach Nicola Soave che ogni tanto dà qualche occhiata al campo e alla panchina, però insomma un allenamento di tutto rispetto questo. Subisce il fallo e trova anche i 2 punti in entrata la giocatrice di Verona e quindi avrà un tiro aggiuntivo adesso dalla lunetta.
ed è la numero 16 Gaia Reschiglian, classe 2005, questa giocatrice di Alpo Verona. Reschiglian mette dentro il tiro aggiuntivo e porta il bottino a 107. Bocchetti si gira, prova a manovrare, prova a mettersi in proprio da sola per Baron che chiedeva il pallone, glielo dà, c'è il fallo che Baron subisce e tra l'altro mette dentro anche 2 punti importanti, 48 insomma, per rimanere lì agganciati o quasi insomma. Mette dentro anche il tiro aggiuntivo, 49. Come parlavamo 15 giorni fa con Conte, per le ragazze questo finale di campionato fatto in questa maniera è anche un finale di campionato che permetterà a molte di loro insomma di poter aumentare il proprio minutaggio di gioco, poter aumentare anche la propria esperienza e poter avere un po' di visione maggiore rispetto a quando magari non giocavano perché stavano sedute in panchina. Bocchetti può manovrare palla ancora sul 107-51 e con 8 minuti e 10 da giocare. Bocchetti che prova a ripartire, poi si ferma, poi si gira ancora, trova il tentativo di andarsene, trova finalmente anche il fallo che stava cercando da un paio di minuti ed è il numero 10 Ghisi che si carica un altro fallo, fuori Canara e dentro un'altra giovane del vivaio, la numero 7 Donofrio. Bocchetti con palla tra le mani, Bocchetti per Baron che prova a manovrare, la palla rimane lì, poi la perdono le trevigiane, poi la riconquista Bocchetti, l'aveva persa in precedenza e allora subito dalla parte opposta con questo pallone tra le mani, tutto da giocare, prova a mettersi in proprio e poi è stanchissima, perde il pallone, va a metterla dentro la numero 16 ospite, ovvero Reschiglian, con palla che porta il canestro numero 109. Bocchetti. Vediamo, entra tutto dalla parte opposta, altissimo questo pallone. Adesso stiamo vedendo anche un po' di errori che sono imputabili alla giovanissima età, per carità, perché Alessia Donofrio, classe 2008, adesso viene richiamata dal proprio coach senza problemi, anche Parete che si alza in piedi per dare il 5 alle sue compagne. Time out. Fischiano gli arbitri per far riprendere la gara. 7 minuti e 14 da giocare in questo quarto ed ultimo tempo qui al Pala Pascale di Treviso, dove la situazione sorride per 109-51 la formazione dell'Alpo Verona. Quintetto trevigiano che è stato da sempre in balia, ma non poteva essere diversamente, insomma, visto la situazione che avevamo citato in apertura di programma, in apertura di telecronaca, insomma, conosciamo tutti la situazione di Treviso. Di Maria mette dentro da 3 e porta altri 3 punti importanti, 112. Bocchetti dalla parte opposta, Bocchetti, palla che non va. Ferma tutto l'arbitro, può ripartire adesso. Non ci sono marcature per quanto riguarda Verona, insomma, ha la possibilità di giocare in estrema tranquillità, con estrema tranquillità, un bel allenamento che servirà naturalmente per preparare il finale di campionato.
c'è un fallo che gli arbitri vedono in attacco sulla giocatrice Barone, il terzo fallo tra l'altro di questa giocatrice del Verona. Baron che porta avanti il pallone, 112-51, 6-22 da giocare, si mette in proprio anche il numero 12 di casa, Casetta, che mette fuori il tiro da 3. Attenzione a questa palla che gira, un po' frastornate adesso le trevigiane, che non si capacitano e non riescono a contrastare più del dovuto sotto canestro. Adesso lotta sul pallone, poi fuori ancora da 2, palla sbagliata, non riescono però a riprendere palla in difesa la formazione trevigiana. Tocca Bocchetti, anche se dice di no, però tocca la palla nella data, sì, chiaramente. Perché Bocchetti aveva detto io non l'ho toccata, e ha chiesto alla giocatrice dell'avversaria, chiaramente ha detto sì, non c'è problema, ti credo. 112-51, Bocchetti che scaraventa la palla in qualche maniera, poi non ci sta più, e allora palla tutto dalla parte opposta. C'è il fallo della giocatrice trevigiana numero 8 di casa Treviso, Azzani. Cambio con Casetta che va a riposarsi ed entra la camera. Nel silenzio totale del Pala Pascale, la numero 10 Chiara Grisi mette dentro il suo primo tiro libero e mette dentro anche il secondo, e quindi 114-51, 5 minuti e 29 da giocare, con palla portata avanti dalla solita Bocchetti. Bocchetti ancora, Baron fuori, bene questa palla, poi purtroppo il tiro da 3 non è dei migliori e quindi nulla di fatto. Allora si getta tutto dalla parte opposta, il tiro da 3 dall'angolo, anche in questo caso di solito ci aveva abituato a realizzarlo, qui invece non trova il pallone, poi da sotto 2 punti ancora per Verona, 116-51. Bocchetti, sempre lei che porta il pallone, cercava di rubarglielo il numero 4, aveva rischiato anche di commettere fallo. Baron da sola va dentro, ha trovato un po' di coraggio, nulla di fatto per quanto riguarda Verona, adesso che prova a ripartire ancora dall'angolo con tutta calma e tranquillità, palla però sbagliata, poi c'è il palla contesa perché la numero 8 di casa Azzani non riesce a liberarsi del pallone in fretta e quindi nulla di fatto. Pronta ad entrare fuori Azzani e dentro la numero 0 Maddalena Polo, giovanissima, 2009 per lei. 4 minuti e 26 da giocare, con Bocchetti che fa ripartire le sue. Baron, Bocchetti, fa tutto da sola, però non è fortunata. Sorrido perché provo a capire anche qual è lo spirito di Bocchetti, perché che adesso stava parlando con il suo coach, poi l'azione è ripartita, è chiaro che lei non può essere dovunque, non può essere dappertutto, insomma dovrebbe avere la possibilità di respirare, mentre non ce l'ha. Palla che viene data a Baron, ancora Bocchetti, 3:48, il cronometro sembra fermo, fallo cercato da Bocchetti e trovato, in questo caso va in lunetta, così può respirare un attimo. Bocchetti sbaglia il primo tiro libero. E il secondo anche.
non è da lei, però brava Baron invece. Brava Baron, ecco, Baron giocatrice che nella prima parte di campionato, quando la squadra era al completo, diciamo così, e quindi si provava a vedere dove poteva arrivare, Baron giocava pochissimo oppure non giocava nemmeno, e adesso invece con questa situazione Baron adesso commette fallo piuttosto ingenuamente. Baron ha la possibilità di giocare, quindi per lei vuol dire tanta esperienza, tanti minuti da mettere sul cronometro, insomma un 2003, ha tutto il tempo per farlo. Siamo a 120. Siamo a 120 e quindi vediamo se va a 121. Sì, 121. Punteggio altissimo qui alla Pala Pascale di Treviso, dove tutti oramai pensiamo, soprattutto la squadra trevigiana non veda l'ora di che va in entrata a camera per trovare i primi 2 punti della giornata per quanto le riguarda. E allora ancora la manovra, tutto girato il pallone, si gira, si va sotto canestro, arriva Bocchetti a bloccare il tentativo di canestro da 2, lo trova ugualmente brava Reschiglian a trovarsi e ritagliarsi lo spazio ed andare al tiro. 2 minuti e 39 da giocare con Bocchetti che prova a ripartire, messo male il piede, un crampo forse anche. Baron per Bocchetti, Bocchetti ancora, si ferma, da 3 si inventa un tiro che va dentro. Crampi ha fatto segno al coach che non ne ha più probabilmente, e in effetti Bocchetti deve lasciare il campo perché crampi per lei, e in effetti si mette a terra. Crampi per Bocchetti che ha corso ininterrottamente per tutta la gara, insomma ormai la conosciamo. 123 a 58, è una che non si tira mai indietro, non si è mai tirata indietro durante tutto l'anno, e tantomeno quando brava Baron, e tantomeno quando è diventata capitana, è diventata un po' la trascinatrice in questo momento particolare appunto della sua squadra, della IVMA Treviso. 1,50 da giocare, cronometro che sta scorrendo, speriamo non venga bloccato ulteriormente. Fallo che trova in entrata la numero 19 veronese Giulia Mancini, che va alla lunetta sul 123 a 60, rimane 123. 1,44 da giocare, secondo tiro libero. Sbaglia anche il secondo, 123, però riprende il rimbalzo la formazione veronese, che prova ad arginare Treviso. In mezzo all'area spunta Camera che guadagna il pallone, c'è anche un tocco con il piede da parte di una giocatrice veronese, e quindi si riprenderà a giocare con palla tra le mani di Camera e di Treviso. Baron è lei che porta palla adesso, visto che Bocchetti è rimasta fuori. Pensiamo che rimarrà fuori, insomma, per il resto della gara, manca pochissimo, quindi Camara che cerca di mettersi in proprio, brava ancora anche lei. Come dicevo prima, adesso c'è possibilità di vedere anche qualche altra giocatrice e di giudicare se potranno essere utilizzabili in futuro oppure no. Palla per Verona che la mette dentro, una manciata di secondi, 125 a 60. 125 a 60 con Treviso che porta palla, ultima manciata di secondi per andare al tiro, ne approfitta anche il numero 14 di casa che è appena entrata, Sponchia, tutto dalla parte opposta in velocità giocata, sotto mano, brava, ed è il 127esimo punto, con l'arbitro che ha visto qualcosa, quindi ferma, c'è un fallo visto in attacco e quindi si va dalla parte opposta al tiro libero.
manca pochissimo, quindi con Baron che va dalla lunetta per cercare di portare a quota 61 intanto. E sì, 61. Vediamo se arriva anche il 62 per Casa Treviso, dopodiché insomma, sì, anche il 62. Dopodiché insomma, palla che è lì rimane, si gioca ancora. Vediamo se muore in mano questo pallone, ci sono ancora i 24-14 da giocare, quindi avrei ancora la possibilità di giocare qualche cosina in più. Non ci va dentro molto bene, 129 di un punto, vediamo se palla che muore in mano, 129-62, ci sono gli applausi per le due formazioni che concludono questa partita, che concludono questa gara qui al Pala Pascale di Treviso. Con il punteggio di 129-62 vince Verona, che mantiene appunto il secondo posto in classifica, mentre chiude e rimane lì in ultima posizione di classifica la formazione trevigiana, ma chiaramente insomma sapevamo i valori delle due formazioni che avremmo visto e quindi nessun problema per questa sconfitta. Adesso scendiamo e vediamo se riusciamo ad avere ai nostri microfoni i coach e magari una giocatrice appunto di Casa Treviso. Allora, in attesa del coach di Verona abbiamo Bocchetti. Tanto come vanno con le bombole d'ossigeno? Hanno funzionato? Sì, bene, mi è venuto solo un crampo alla fine, però tutto a posto. Abbiamo visto. No. Beh, d'altra parte era anche logico, perché ormai sei impegnata a trascinare verso la fine di questo campionato la tua squadra e quindi non hai mai mollato, non lo facevi prima, non molli adesso. No, mai. Non lo farò fino alla fine del campionato. Sai, un po' come nel calcio, no? Quando le squadre sono all'ultimo posto in classifica si fanno vedere quelli che vogliono andare avanti, che vogliono giocare, i portieri soprattutto, qui invece è un play. Sì, io so che la situazione è difficile e che sarà difficile anche la prossima partita, però io non ho proprio intenzione né di farci prendere in giro né di mollare, quindi fino alla fine sarò questa. Complimenti e in bocca al lupo. Grazie. Grazie a Bocchetti, e allora basta così. Salutiamo anche coach, vediamo se arriva il coach di Casa Verona, altrimenti chiudiamo qui il collegamento. Mi avevano detto che doveva venire, vediamo se riusciamo ad averlo, altrimenti aspettiamo. Magari non si accorgono neanche. Aspettiamo.
Biba che sei meglio, va. Balla Biba. Sì, sì. Bau, 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 bau. E i cani che possono parlare qui. Che non fai manca figura. Allora, dovremmo avere il coach. Coach, buonasera. Salve, buonasera. E allora, è stato un bel allenamento. Sì, è stato Un buon allenamento. un buon allenamento, diciamo, comunque prima della partita c'era sempre il non sapere come una squadra magari può approcciare la partita, conoscendo un po' purtroppo la situazione di Treviso, che è una situazione che ha vissuto quest'anno con tanti infortuni. Sono state brave a indirizzare subito la partita, abbiamo potuto ruotare tutta la squadra e va bene così. Mi dispiace solo per Treviso, perché era partita comunque con un progetto, sì, un buoni propositi, un progetto secondo me veramente interessante, con tante giovani di valore. Bisogna dar merito però a chi è rimasto, a chi ha voluto concludere la stagione, perché non era facile. E non stanno mollando, è quello No, l'importante. esatto, è la cosa più importante, perché vuol dire che hanno proprio la passione dentro per questo sport, anche in una situazione difficile La voglia di onorare questa esatto, come questa È un situazione. campionato che vi vede al secondo posto, 4 punti dovrebbero essere rimasti tali, perché Matelica penso che non avrà difficoltà in casa a regolare Vicenza. Che campionato è stato fino a qui? Ma è stato un campionato onestamente molto positivo, anche per noi, dopo la retrocessione dell'anno scorso dalla Serie A1 avevamo diverse incognite, perché siamo partiti con un progetto abbastanza nuovo, È difficile risalire poi, no? sì, non so se è nei piani, non lo so. Noi abbiamo voluto fare una squadra con delle giocatrici importanti per la categoria, però cercando di inserire tante nostre giovani, e questa sera hanno avuto parecchio spazio. Nel corso della stagione stanno migliorando tanto, per noi è stato decisamente positivo. Abbiamo fatto una finale di Coppa Italia che ci è rimasta un po' lì, perché ci credevamo. Adesso concludiamo, speriamo, al secondo posto, e poi quello che il playoff ci darà, insomma. Esatto. un terno all'occhio. Un paio di anni fa siamo partiti, non eravamo i favoriti, quest'anno non siamo sicuramente i favoriti per il campionato, però con l'entusiasmo ci prepariamo a questa finale di stagione. Coach, in bocca al lupo e buon Crepi, lavoro. anche a voi, grazie Crepi. Grazie. Bene, ringraziamo coach andiamo di Verona, e noi concludiamo qui, e vedo le ultime immagini nel nostro monitor. Linea alla regia.